Ok, ci siamo. Allora, io vedo di collegare un attimo le cuffiette. Ok, connected. Quad connected. Ok, e noi abbiamo l'audio. A posto. Programma di chat, hai deciso di aprirti? Ma... Oh, cazzo. Va bene, quindi nel frattempo che arriva Christian, riprovo a riaprirti. Dai, sono dalla tua parte, collabora, dai, ce la puoi fare, io credo in te. Io vorrei credere in te, ma non me ne dai i mezzi, purtroppo. Niente, se ne va nell'iperspazio da qualche parte. Vabbè. Mm, no. Ok, allora. Mi mando anche un messaggio. Christian, siamo on live. Online siamo operativi. Tizione ha mandato lieto novella. Lieto, lieto, molto lieto novella. I suoi precedenti lavori sono ancora lì. Quindi mo comunque penso dava uno sguardo e vedeva come era messo il tutto, quindi nulla è andato perduto. Eccolo qua, a posto, a posto. Salve Christian. Buonasera. Ok, si vede tutto, va tutto, sì. Christian, allora, inauguriamo la serata. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. Oh no, a bear. Infatti oggi a lui gli ho mandato proprio questa qui, sono riuscito a Hell trovare. no. Sì, oh no, oh no. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster slash tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. E chi cazzo That se is ne frega? true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. A posto, problema We have risolto. Yeah. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal Comunque clear sono stati waters of anche premiati a Blind Falls detta Dam. loro dalla rivista di Coffee World, Bird quindi watching at Majestic Mirror Peak. comunque un certo sintomo di qualità ce Tour of l'hanno. a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this Eccoli qua. limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. E abbiamo un armadio pieno a casa. Allora, a questo punto, perché partire così? Perché noi stiamo andando nella zona del lago e sta per venire la sera. Non credo che sia una bella combinazione, però a questo punto non possiamo fare altro. Dobbiamo ritrovare il cadavere di Nightingale che si è alzato e ha detto vado a fare la passeggiata. Sure. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Allora, The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are comunque happening stiamo here. trovando delle pagine world scritte operating da on Alan, different quindi rules. qualcosa sta succedendo. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Allora, I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult?
In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Oh, c'è qualcuno. Oh, ma Hey, guarda un po' chi hello c'è. there. How are you È folks lui. doing? Those Eccolo qua. restricted signs don't No, do stavo a damn settando pure un thing. attimo le luci. Ma è proprio lui. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. Se lo stai And pensando, yes, funziona Stephen bene here hired tutto. me to show him Ok. through the woods. He's in town on vedi, important a posto. government business. Fixing Non this appare solo in impressive piece of TV. hardware. I work for the FBC, ma'am. E I'm lui lavora authorized per to be here. l'FBC. A And I posto. bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Ok. Just down the road from C'è Bright una Falls. cittadina oltre There's our Bright Coffee Falls. World Amusement Park. There's sauna, Quindi sauna Coffee vista. World è il loro parco di And we divertimenti, offer quindi a per variety questo of guided c'era tours, una hunting, pubblicità fishing, positiva hiking, su quella whatever rivista, strikes che your comunque è fancy. tutto You loro a name sto it, punto. we probably got it. Quindi hanno anche un parco di divertimenti. Va bene, va bene. What is this Questo a thing? cosa serve? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity Casomai ci levels. fossero dei No need to dubbi. worry. È lui? Sì, It's sì, è lui, mostly è for lui. research purposes. That's Fini one ricerca, gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. Ok. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. Ok. So between your name and the sweater, I figured your family might Quindi be lei ha from origini Finland too. finlandesi. Suomi, Ok. Finland. Ulla, Karjalanpiiri. Ulla. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing Non that si può isn't dire. classified, I'm afraid. Non si può dire But niente. I don't know anything about a murder. The operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real Ok, big ogni here tanto il with teeth macchinario like si you wouldn't rompe. believe. Ok, super. Cannot run through a garbage can. That's all for Va now. bene. Ragazzi, vi dite qualcosa? Dialoghino? What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Raccoons, my ass. Quindi non sono i procioni che stanno disturbando il bureau. C'è qualcuno che sta disturbando le operazioni del bureau e qui è aperto. Forse un orso. E c'è un documento. A bear. Nota di manutenzione. Chiari segni di manomissione. Il segnale è stato reindirizzato a un trasmettitore non nostro. Ho fatto in modo che gli avvisi arrivino a noi, ma non c'è dubbio che sia preoccupante. Ok, lui prova a vendergli del caffè, ma senza successo. Ma non c'è dubbio che sia preoccupante. Compilerò un rapporto per il Dipartimento Indagini. Lascerò questi appunti nel caso in cui altri dovessero occuparsi delle riparazioni. Se stai leggendo, controlla se c'è stata manomissione. Forse sarebbe meglio mettere tutto intorno a una copertura metallica più sicura, in modo da impedire ai procioni di fare danni. Steven Lynn, tecnico capo. La cosa che già possiamo notare, proprio per quanto riguarda i documenti di Alan Wake 2 rispetto a quelli che abbiamo visto in Quantum Break, è che sono, per me, soprattutto la giusta durata, la giusta lunghezza, e danno i dettagli nel modo corretto. Quindi non ci troveremo eccessivi documentoni da leggere, ma quando ci saranno è perché c'è davvero qualcosa di importante dentro. Quindi brava Remedy, il giusto. Un applauso a Remedy. Allora, voi qui controllate le cose, noi Let's continuiamo get to ad the andare murder giù site, con lui. Casey. A lot of things about this case Ora. keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Non ci dimentichiamo anche che I don't get the feeling Breaker Nightingale was responsible. mi ricordava He was qualcuno. about No, to no. give you
more of C'aveva un those volto alquanto pages. familiare, Ah, è scomparso Something didn't want us to davanti ai have nostri them? occhi. È quello di The Or Boys, was così. Lui aveva fatto anche The protecting Boys, Sì. era him from fiaccola. Nightingale? Su quello ti riferivi secondo me Spontaneous tu. combustion? I don't know. Not the kind of disappearance Allora, intanto we c'è normally qualcosa che non va. solve. Questo è poco ma è sicuro. Allora, noi continuiamo ad esplorare la foresta. Allora, iniziamo a mettere torcia perché... Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like Ok, ha fatto un piccolo home. scattino. No sign of Nightingale. Qui But non the c'è. page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? maybe Dobbiamo something raggiungere il around here posto will che ci tell ha us. indicato Alan nella pagina del Monsters? manoscritto. Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, Effettivamente. learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never Mi chiedi i arrested a documenti? monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Allora, a questo punto dobbiamo un pochino esplorare. Allora, tutto impronte. Bare feet. Ci sono delle impronte. Nightingale. Scalzo. I'll see where these Potrebbe footprints essere lead. lui. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? In quel frame ho visto un volto If anything nero, comes up, quindi. I'll radio you. L'altra volta, sì, l'altra volta è apparso un volto. Era una persona di colore che guardava diritta nello schermo, quindi guardava anche noi a questo punto, ma non sappiamo chi sia. Allora, qui a questo punto iniziamo un pochino a muoverci nella foresta perché magari ci potrà essere qualche altra cosa. Ecco qua. Qui c'è qualcosina. Calda. Allora, intanto qui sono stato che non si apre. E qui c'è un'altra bella scatolina di Alex Casey. Che ne pensi del lavoro a maglia, eroe? L'ho fatto apposta per te. Grazie mille. 3 frammenti di manoscritto. A posto. Allora, qui cosa c'è? Non ti avevo chiesto la scorsa volta, ma sappiamo cosa facevano in vita le altre 2 vittime collegate con questo omicidio? Allora, possiamo andare subito a vedere. Andiamo a vedere cosa ci dice. Lo scrivo nel caso in cui dovesse accadere di nuovo e me ne dimenticassi. Ho di nuovo provato quella sensazione. All'improvviso, all'1:15, dopo aver finito la mia AM sotto le verande della roulotte, ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Notte stellata, la luna non era molto visibile. Come previsto mi ha condotto oltre Bright Falls a Calderon Lake. Ho provato a trovare il punto giusto, l'emozione giusta, il pensiero giusto, la combinazione per allineare tutto e farlo accadere di nuovo. Col terrore che accadesse, stavolta no, con frustrazione ma anche sollievo. Ho scrutato il cielo cercando le forme, gli oggetti, niente, ma sbattendo velocemente le palpebre mi è sembrato di aver visto l'immagine residua di un ottaedro e svanita in fretta. Mentre stavo per rimettermi al volante ho sentito che qualcuno mi osservava, qui ma non qui. E lui, lo so, sa che mi sto avvicinando? Sono sulla pista giusta. Ho fatto bene a venire a Bright Falls. Tutto sugli UFO, la guida definitiva all'avvistamento di oggetti volanti non identificati. Allora, quindi a questo punto entriamo nel palazzo mentale. Andiamo a controllare la cosa che ci ha detto Christian, se abbiamo qualche altro dettaglio. Noi iniziamo a mettere l'indizio qui perché l'abbiamo trovato. Allora, gli omicidi precedenti. Parli di queste e delle vittime precedenti. Non è un dettaglio importante, quello che facevano in vita le altre persone. C'è scritto che lui è un negoziante, lei è un insegnante e lui è un dentista.
lavori normali, niente di eccessivamente particolare. Era questa la domanda a cui volevi risposta, Cri? Poso anche questo così. Ok. C'era scritto, era indicato, Ok. ma non è qualcosa di così importante. Però va bene, va bene. Allora, possiamo mettere altro. Questo qui The l'abbiamo cult of the chiuso. tree is behind these murders. This case just became Quindi mo much sappiamo more che è la complicated. setta dell'albero a fare tutto I'll need to questo. start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Allora, a questo punto ci abbiamo tutto. Di qua non c'è altro. Noi con la mappa, ecco qua. Allora, qui c'è un punto di interesse, quindi ci conviene tornare indietro e vedere un attimino pure dentro se c'è qualcosa. Le mappe sono belle grossette, non immensamente grandi come la maggior parte degli open world ci ha insegnato, che è bello avere una mappa di 20 km quadrati ma dove c'hai 4 cose in croce da fare. No, qui c'è il giusto. Ok, qui adesso possiamo entrare. Ok. Salve. Aspettavano qui. Giocavano a carte nel frattempo. Questa del cervo. C'è una porta che non si apre. Una porta close. C'è un'altra stanzetta di qua. Documento. Qualche attività sospetta rilevata. Alla sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli. Niente da segnalare. Cacciatori in giro dopo il tramonto. Quindi comunque tenevano d'occhio la situazione in modo tale da accertarsi di chi fosse in giro nei boschi. Quindi loro puntavano a delle persone in particolare, perché da sto documento ci rendiamo un attimino conto che loro comunque vedevano e sapevano chi c'era in giro, solo che non colpivano tutti, non uccidevano tutti, quindi hanno ucciso queste persone per qualche motivo e abbiamo come dato comune soltanto quello che sono tutte persone che erano scomparse da Bright Falls durante i fatti accaduti in Alan Wake 1. Sarà un caso? Sarà un problema? Secondo me sì. Ok, c'è dell'altro qui. Allora, batterie, munizioni e chi più ne ha più ne metta. Qui dovrebbe esserci altro. Ah, ok. Dobbiamo ritornare dove? Di qua. Allora, quindi continuiamo nella foresta. Andiamo di qua. Ok, c'è una casetta. Witch Hut. Qui viveva la strega di Calderon Lake. Attenzione, il suo spirito potrebbe ancora infestare questo luogo. Noi già l'altra volta abbiamo visto e sappiamo chi è la strega e l'abbiamo, tra virgolette, sconfitta alla fine di Alan Wake 1 perché era una delle forme fisiche della presenza oscura. Ci ha dato un bel po' di problemi. Qui non c'è niente. Andiamo da quest'altro lato, mi sembra ci fosse anche qualche altra cosa. Allora. Oggi Midge mi ha detto che la sua famiglia se ne va. Vuole restare nella stupida Bright Falls? Gliel'ho detto, mi ha risposto grazie, vaffanculo. Stanotte sono uscito ancora di nascosto, sono andato alla grande casa vicino al lago, invece di guardarla da qui come faccio sempre. Casa vicino al lago. C'era una casa che ogni tanto appare e scompare nei pressi di Calderon Lake. Comunque lì dentro succede qualcosa di strano, voglio scoprire cosa.
Ci tornerò domani con attrezzatura migliore. Scommetto che riesco a trovare il modo di entrare e fare qualche foto. Sarà epico. Finito male però. Se hai lasciato tutta sta roba qui poi è un problema. Allora, munizioni. Qui non c'è altro. Sì, perché se hai lasciato il quaderno qui vado a fare le foto epiche. Certo. Sì, sì. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Ok, quindi è anche il compleanno del figlio. So, Ok. what do I get her? Get her a book. Della figlia. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. The tracks lead into the water. Where do you... Oh, I can feel attenzione. something. Attenzione. C'è qualcosa. Nightingale isn't far. Ok, dove I sei? know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Ok, quindi l'albero. You're in over your head. L'albero dove siamo stati Next prima. stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Ok, quindi a questo punto, avendo anche questo indizio, noi sappiamo che le persone, scopo della setta? No. No. Ok. Quindi comunque sono pieni di attrezzatura e sanno come muoversi. Sì, per alcuni punti c'è un attimo da ragionarci su. Io mo li cerco velocemente provandoli tutti, ma la maggior parte ci arriveremo. Più andiamo avanti, più diventerà facile. Noi mo adesso già stiamo capendo che queste persone, la setta è comunque ben piazzata perché ha un bel po' di scorte. Noi all'inizio potevamo dare per scontato che erano dei dilettanti, delle persone sprovvedute, qualcuno che per pura voglia di fare del male agli altri si radunavano ste persone di notte, così alla bene e meglio, e assaltavano persone nella foresta così all'improvviso. No, in realtà sono molto più pericolosi perché sono organizzati quasi a livello militare, visto che tengono traccia di tutti gli spostamenti, fanno dei turni, fanno degli appostamenti. Sono pieni di risorse, sono pieni di armi a quanto pare, sono pieni di oggetti e di materiale per sopravvivere per lungo tempo e per fare molto male. Sta setta è un problema. Allora, tu vai qui. A sto punto vediamo di andare all'albero. Allora, si sta un pochettino allagando il tutto, quindi dobbiamo fare un pochino di attenzione. Ecco qua, il posto dove siamo venuti l'altra volta. C'è qualcosa. What is that? C'è Seems like qualcosa. it's reacting to the light. C'è qualcosa. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into Quindi the tree, Nightingale è passato not di out qua. of it. Ok, ho ricordato un attimo una cosa. Puoi attivare il potenziamento della torcia, così come in Alan Wake 1. Ecco qua. My flashlight burned the dark stuff away. E se la setta It was fosse proprio covering another l'FBC, niente ci vieterebbe di pensarlo. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Ok, Okay. dobbiamo trust the tornare pages nella to lead me capanna to the dove eravamo overlap. prima. Quindi se Alan ci dice di andare lì, noi zitti e muti e ci andiamo un attimino. Allora. Quindi siamo sulla strada giusta. Devo ricordare qua dove si sale.
Ok, più avanti. Uno. This is the witch's hut. Eccoci qua. Thought I saw something in the woods. Casey, cosa hai visto? Deer, but I'm gonna check it out. Okay. I Casey, found fai another attenzione, page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Ok, ci ha detto di entrare qua. The page described the hut being lit and mentioned Quindi a dobbiamo fuse. riaccendere le luci. Allora. Ci sarà qualcosa? Ok. The fuse box is missing a fuse. Serve un I need to find one fusibile. to turn on the lights. Dove possiamo trovare un fusibile adesso? Nelle piante. Non This fuse is penso. busted. Ce n'è uno qua vicino, Però- ma è fuori uso. È vicino delle piante se ci pensi. Effettivamente, ma non va bene, non va bene. This one looks good. Questo People should va really bene. stop littering, though. Allora, quindi a questo punto il fusibile, per pura casualità degli eventi e culo, lo abbiamo trovato. Lo mettiamo. A questo punto cosa è cambiato dentro? Ok, questa è la cosa che dicevo l'altra volta per il salvataggio, mi è andato tutto bene. Esistono le sale relax, a differenza del primo dove comunque c'erano per lo più, se ti ricordi, solo i lampioni dove potevamo stare sotto e ci facevano da checkpoint e recuperare un pochino di energia. Qui dobbiamo cercare per quanto possibile anche queste stanze relax. Qui dentro, grazie alla luce, noi siamo completamente al sicuro. Solo qui dentro. Another page. Il mondo fuori è cattivo e Making ci romperà progress. il culo e proverà a farlo in tutti i modi possibili, Christian. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Noi trovammo un cartello l'altra volta che ci spiegava la leggenda della strega. Figured all this out already. Ok, So this goes questi here, qua a and posto. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of Quindi noi dobbiamo ritual. recitare questa poesia di fronte il cartellone della strega. Allora, Nightingale's heart il disappeared problema è from the che morgue. dobbiamo trovare il cuore Where is di it now? Nightingale a questo punto. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's Quindi Alan ladle ci ha site. detto esattamente Then come push fare. the Il heart problema è through the hole dove in the troviamo side. adesso il cuore di questa persona. Allora, abbiamo anche le altre pagine trovate. Nightingale, scusa, dov'è il tuo cuore? Così, I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. Ok, ma leggo pure io che ho capito che era qualcosa. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Allora, e se la setta fosse proprio l'FBC? Ora che ci penso, anche il simbolo della setta, come dissi l'altra volta, ricorda i simboli presenti in Control. Potrebbe essere un buon collegamento questo Where qua. is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Noi abbiamo trovato quel punto prima e c'era una I need to check porta the general store chiusa. for the heart. Magari andando a controllare nell'emporio Casey, I'm headed to the general potremmo store. trovare qualcosa. I think I know how to get into the overlap. Roger that. Allora, ricorda di salvare spesso tua sorella e già l'abbiamo fatto. Quindi, Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. Casey, non ti perdere nel bosco, per piacere. E qua già stanno i cazzi, qua in mezzo. Vabbè, ha detto che ritroverà la strada. Vabbè. Anzi, Allora, noi siamo potentissimi, non allora, abbiamo paura di noi niente. siamo qui. Ma è tranquilla la giornata. Stiamo soltanto investigando. Che cazzo deve succedere? Salve. Oh, ecco là. Christ! Salve, cervo di merda.
No, lui non è cervo, lui è cerbiatto, lui è Bambi. Tenendo premuto R1 facciamo luce purificante. Eccoli qua. Suca. Giustamente come per Alan Wake 1 sono protetti dall'oscurità, quindi li dobbiamo prima rompere l'alone con la torcia e poi farli fuori. A posto. Allora, facciamo. Iniziamo un attimo a settarci per bene, perché mo a breve inizieranno i Cazzil, ma proprio i super Cazzil. Allora, questo qua. La potenza, Ora abbiamo fatto un pochino di parte introduttiva, adesso veniamo un attimo ai punti chiave. Allora, Christian, come puoi notare, noi abbiamo 2 righe da 5 per l'inventario, ma sotto sono presenti altre 4 file di slot per gli oggetti, quindi inutile che ti dica che ci sono dei potenziamenti per ampliare l'inventario. Se non li troviamo siamo morti. Proprio facile, facilissimo, facilissimo. Potremmo avere dei problemi. Allora, a questo punto grazie che c'è rotto il muro, ma c'era comunque la porta aperta, quindi andiamo un pochino qua, andiamo, c'è un'altra pagina a terra. Bravo Alan, dacci tutto. Ok. Oh, c'è qualcosa lì. C'è qualcosa. C'è un signor fucile. Ah, attenzione. Allora, controlla contea bendata alla cassa. C'è un codice. C'è un bel fucile. Ci sono persone che ci stanno attaccando. Io direi che noi dobbiamo trovare questo codice. Christian, penso che tu sia d'accordo con noi. C'è un fucile, inizia Mikazen, che fai? Lo lasci lì. Quindi andiamo un attimo alla cassa. E la cassa è qui. Ha detto di vedere dove c'è la dea bendata. È ovvio che no, giustamente. Possiamo prendere la benzina da qua e portarla in keep driving? No, non c'è quel tipo di crossover. Allora, Lotto Washington a 05 13 17 23 39 45. 705, 713, 717, 723. Ricorda, aggiorna il codice. Quindi 17, 23, 739. Quindi 739 dovrebbe essere. Allora, quindi 739, noi lo mettiamo qui. 7, 3. Allora, ecco qua. Apri, prendi fucile, Saga Henderson. Saga Henderson, prendi fucile che adesso ci serve. Adesso abbiamo un'arma molto ecco utile. qua. Ora puoi assegnare gli slot rapidi e già lo stavamo facendo. Ci mettiamo fucile sulla destra. Quindi sinistra pistola, destra fucile. E siamo pronti a fare un po' di danno. Allora, qui c'è un'altra... Ci sono un altro po' di munizioni, ok. E qui dentro abbiamo trovato il cuore. Eccolo qua. The text on the heart is clearer now. Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con furore. Quindi a questo punto ne possiamo mettere. Il cuore è da qualche parte dell'emporio e l'abbiamo comunque già risolto. E le parole sul cuore su queste qua. Sounds literary. But what does it mean? Quindi noi il cuore l'abbiamo trovato. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Quindi adesso dobbiamo andare al cartello. Abbiamo tutto quello che ci serve. Makes total sense. Allora, io intanto prenderei un pochino di cure perché a questo punto non si può mai sapere. Aspetta, facciamo così che sennò vedo che mi confonderò molte volte. Facciamo al contrario. Ok. Allora. Casey, there are cultists in the area. Ha iniziato anche a piovere. Like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding Allora. my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. Quindi It's dobbiamo andare di these qua. damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a Arriviamoci ritual anche. to open the overlap.
This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Ok, il cartellone era di qua. Oh, Pip e Baude. Pip e Baude, ehi. Ehi. Ho due pippe, ho due pippe. No, non l'ho fatto fuori. Ottimo. Carica, carica, carica. Tuca. No, sgrondel. Ok. Fucking monsters. Ok, tutti a posto? Tutti bene? Tutti tranquilli? Ok. Allora, andiamo di recuperare un pochino di energia, se possibile. Ok. I nemici dovrebbero lasciare delle munizioni quando possibile. Noi basta arrivare al cartello. Eccolo qua. Quindi adesso, se mettiamo il cuore di Nightingale qui... Salve, Barbara. Da quanto tempo? Salve. Sembri una gran bella gnocca, complimenti. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Oh, succede qualcosa. Attenzione. 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 Allora, questo non è normale. Direi di no. Questo non è affatto normale. Ma aspetti un attimo, per piacere, grazie. Allora, e a questo punto si è aperto il passaggio direttamente. Prima qui era tutto bloccato, quindi a questo punto entriamo un attimo qua dentro. Allora, Casey, I think I'm in the overlap. cosa troveremo qua dentro? Are you still on your way? Casey! Casey non lo Casey, sentiamo can you più. read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Ok, ci sono Un i portale, dice simboli. Christian. Ci sono i simboli, quindi la setta dell'albero comunque di qui è passata. Sì. Allora, cosa c'è qua? Logan? Logan! Where are you? Ok. Che ricordiamo è una bambina, non è Wolverine. What the fuck was that? Esatto. Ricordiamo. E già da Logan's quando back siamo in arrivati qui Virginia. e abbiamo saputo You're che imagining things. comunque era a casa. Sì, l'avevamo Invece sentita. qui Rose ci ha riconosciuto dicendo vabbè, dopo quello che è successo a tua figlia, ma noi abbiamo sentito e parlato con lei poco prima che venivamo qui. Quindi come può essere morta da tanto tempo così come ci aveva detto Rose? Però vabbè, Rose lo sappiamo che è un pochino pazza sotto un certo punto di vista e tendono sempre a farla passare per la sciocca della situazione, ma è quella che sa più di tutto e di tutti soprattutto. Allora, quindi... Già il fatto che vedendoci e vedendo l'FBI non ci ha accolto, vi prego, dov'è il mio Alan? Trovatemelo. Già quella già è una cosa buona. Ma secondo te a Rose piacciono le motociclette? C'ho dei dubbi in merito. Aspetta, ho visto qualcuno. C'è qualcuno. C'è una C'è sciarpa. qualcuno che ci ha chiesto aiuto. Christian, hai visto chi era? Sei riuscito a Sei riuscito a capire capire chi fosse? A me mi ricordava un uomo, un bell'uomo. Bell'uomo, sistemato con bella giacchetta, bel vestitino, Beh. però... è apparso ed è scomparso. sì. Così come per magia, de botto. Wait. Allora, Did I get turned around? e No, this siamo is right. tornati qua senza volere. This place is Allora, che looping. cos'è qui? Like a nightmare. C'è una pagina. Nightingale entra nel lago.
The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Quindi da qui abbiamo la conferma che è stata Barbara a trascinare Nightingale comunque nel lago e a possederlo. E Alan credo sia proprio al limite sindacabile, anche decifrando comunque un attimino le ultime parole dove si percepisce che comunque sia Nightingale che Alan, lui è tornato a scrivere sempre per quello che abbiamo appreso in American Nightmare, dove lui aveva questo piano per cercare di uscire. Sarà questo quel piano? A questo punto niente ci vieta di pensare che qualcosa effettivamente per cercare di salvare Alan in qualche modo dalla zona oscura stia iniziando ad accadere. Però c'era altro. Chris, hai fatto caso? O si trova in un'altra dimensione oppure quelli della setta hanno messo dei disturbatori di segnale, motivo per cui c'era interferenza. No dai, ma Alan si perde sempre. Quell'uomo è un po' sfortunato. Quell'uomo deve camminare con una pistola, una torcia e una bussola. Se gli diamo una bussola non si perde più. Ecco qua. Ci sono cose. Sì, non è un posto per grandi e piccini. Oh, salve. Se n'è andato. Era qui davanti però. No, non è affatto un bel posto tranquillo questo. Lo scrittore era di nuovo all'opera. Allora, a questo punto, scusatemi, ma io mi prendo il fucile perché... Ecco qua. Oh, salve, fuggire. Who is that? C'è qualcuno che sta parlando, chi sarà mai? Allora... C'è qualcosa. Chris, stai vedendo come cambia lo scenario e sembra volerci mostrare qualche altra cosa? Aiuto, troppe cose in poco tempo. Christian, questo è ancora all'inizio. Questa è ancora l'introduzione, Christian. Nightingale's badge. Ok, allora. Un po' di munizioni per il fucile. E c'è un tesserino dell'FBI. Quindi comunque Nightingale è stato comunque qui quando è stato trascinato da Barbara. Quindi siamo... Allora, non dice... E Alan non ci ha detto di entrare nella zona oscura, ma in questa sovrapposizione che, a differenza di quanto c'è sempre... Mostrami il clicker. In Alan Wake 1 già ci veniva detto e spiegato come chiunque venisse perso o preso dalle entità finisse nella zona oscura. Qui si sta parlando di un'altra cosa e stiamo vedendo, mentre ci avventuriamo qua dentro, come se ci fossero due realtà che stanno cercando di sovrapporsi. Noi stiamo vedendo una foresta, ma vediamo ogni tanto qualcosa che sembra un pezzo di una città in netto contrasto rispetto a quanto stiamo vedendo qui. Quindi non è un luogo appartenente alla presenza oscura, mettiamola così, ma forse qualcos'altro che difatti finora
per tutte le apparizioni che abbiamo visto anche in Alan Wake 1, questa aura rossa ad indicarci determinate cose non c'era mai stata. Infatti vediamo, sembra una metropolitana. Dice che siamo una soglia, un confine. Esatto. Siamo in due posti contemporaneamente. Com'è possibile questa cosa? Ora, è vero che già abbiamo visto persone sparire, cadaveri rialzarsi. Entriamo in alberi e ci troviamo in altri posti, persone che appaiono e ci chiedono aiuto. C'è qualche cosa che non va. Allora, passiamo di qua. Eccolo qua. Non ti incazzare, Fede. Che ti incazzi, Nightingale. Nightingale? Un po' cattivo, eh. Vieni qui, vieni qui. Vieni. Vieni. Aspetta, aspetta che sei grosso. Ciccio grosso. Ok. No. I have to get to safety. Via, 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 corri, corri. Oh, aspetta che qui ci possono essere cose. Prendi tutto, prendi tutto. E qui dobbiamo stare attenti, che lui appare all'improvviso. Adesso Gianmarco ricorderà quando lo facemmo ad Incubo l'altra volta. Oh Christian, oh Christian, oh Christian, madonna mia. Oh Questa Christian, esperienza, se non se ne andrà Christian, facilmente dalla oh mia Christian, memoria. oh Christian, vieni. Allora? E allora? Ricordiamoci della seconda live. Eh sì, Stiamo e già stiamo, scalpendo la superficie. e già c'è una bella boss fight bella piena. Allora io giro perché ci sono vari contenitori in giro dove poter sì. prendere oggetti, visto che ci serviranno per il futuro. Sì. Capito? Ti sembra normale? Ti sembra normale? Ti sembra normale? Io non penso. Allora, prendi tutto, prendi tutto. Carica. Insetto, non mi sembra il momento di mettersi davanti al viso e rompere un attimino 3/4 di coglioname. Allora, dove sei? Nightingale-luccio? Allora, ecco, se stai tranquillo 2 secondi, è che munizioni per il fucile 15 sono belle, fanno piacere. Eccolo. No! Saga, saga, saga. Vieni. Attenzione, no. Attenzione, attenzione, carica, carica, carica. Ok. Si sta pian piano rompendo. No. Ecco qua, a posto. Ad Incubo avevamo i proiettili contati, non riuscivamo ad abbatterlo in nessun modo, niente, non andava giù. Ci abbiamo perso un bel po' di tempo. E intanto... Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The Dark Presence. Oh. Siamo al lago. Thanks. Got it. Sta succedendo qualcosa. Hey! C'è stato un effetto. È accaduto qualcosa. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, Ok. calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before
Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Christian, possiamo anche staccare la live. Tu volevi sapere se Alan si salvasse e uscisse dalla presenza oscura? Fatto. A posto. Quindi una risposta già l'hai avuta. No. Giustamente. Questo è un capitolo. Noi dobbiamo andare avanti adesso, che c'è qualcosa di strano ancora. Come ha fatto ad uscire Alan da là All dentro? of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Eccolo Mr. qua. A Wake, posto. this is Special Christian, Agent Alex ci siamo Casey. arrivati. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ok, noi possiamo un pochino esplorare l'area e adesso lo facciamo per trovare qualche altra cosa. Am I still... Is this the dark place? E ha nominato il No, signor it can't be. Graffio. Attenzione. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Ecco, Great. affrontiamo la cosa. Moving on. Oi Regan, It's, buonasera. Buonasera, Reagan. Car wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. Allora, noi ci abbiamo You tutto have a carico. flashlight? Giustamente, It's not dategli safe una without torcia in light. mano. Dategli una I torcia a have lui. a light and a Io ce gun. l'ho. You can Io ce l'ho, relax, guarda. Wake. And pages. If you Alan, see ce l'abbiamo, pages no? of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Allora, Christian, mentre esploriamo, Should look prego, around. With the flooding gone, tu avrai could be tante further domande, clues out avrai there. tante curiosità, vorrai The dire flooding di sicuro disappeared qualcosa, very visto che suddenly. aspettavi sto momento I wonder da if there's any un connection bel to po' the di tempo overlap. ormai, quindi To prego, Nightingale. se c'è un momento dove puoi fare delle domande è esattamente questo. Regan, tutto bene? Quindi noi un primo obiettivo. Allora, com'è possibile? Christian, però pure tu, cazzo, alla fine del primo capitolo vuoi già delle risposte di questa portata? No. Com'è possibile secondo te? Ecco, dimmi la tua. Allora, c'è dall'altro lato, c'era una cassa qui vicino. Ed era dopo. Ok, di qua. Tutto bene. Stiamo dando delle risposte a sto bravo ragazzo di Christian. Quello che poi da una risposta arrivano altre 850 domande, però piano Is piano that the cercheremo cult di of the capire tree symbol tutto. on it? Allora, c'è un'altra cassa. E c'è un semplice giochino di memoria. 1, 2 e 3. Questo qua ce l'abbiamo fatta Notes and tranquillamente. Looks like Ricorda, they're sono tools come of the noi, trade. ma non sono The noi, cult doesn't sono see come their victims animali as ed è people. nostro dovere cacciarli e sbudellarli. Benissimo. Un bengala, ottimo. Slottino per l'inventario, quindi possiamo portare più oggetti. E quest'altro oggetto qui. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Allora, bengala. Bengala lanciabile. Emette una luce intensa per un tempo considerevole. Può essere impugnato o lanciato.
e abbiamo trovato bombola di propano, bombola di gas lanciabile, esplode quando viene colpita infliggendo gravi danni nell'area circostante. Ah, bomba. Bombettina, tranquilla, sistemata. Stavo vedendo una serie che si chiama Scissione, una mina. Che serie è? Noi intanto mettiamoci questi qua nello slot rapido perché sono ottimi. Abbiamo preso fortunatamente anche un pochino qualche oggetto e possiamo avere più spazio nell'inventario, quindi possiamo continuare a risalire da quest'altro lato. Allora, noi intanto, per il caso generale, uno degli elementi principali che ci serviva, visto che stiamo trovando comunque pagine scritte da Alan Wake, e Alan Wake era scomparso da 13 anni, boh, non so se 13 anni è un bel po' di tempo, riappare durante questi omicidi, proprio mentre queste persone stanno uccidendo questa setta sta uccidendo queste persone così nel bosco. Setta, non è che magari la setta si stava operando in favore proprio di Alan, visto che comunque ci è stato detto prima che a New York stava succedendo per un certo periodo tutta una serie di omicidi legati ad una setta che riguardavano proprio i libri e quello che scriveva Alan Wake. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the Dark City, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. Occultists lean close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Ed è esattamente quello che stavo dicendo poco fa. Ne abbiamo avuto la conferma stesso da Alan. La setta della parola, che è diversa dalla setta dell'albero, faceva esattamente la stessa cosa. Prendeva il cuore di alcune persone e gli incideva sopra delle parole tratte dai testi di Alan Wake. Quindi niente vieta che la setta dell'albero sia collegata in qualche modo alla setta della parola e che il loro operato sia in qualche modo per trovare il loro mito, la punta di diamante, la punta di riferimento e colui che li avrebbe aiutati. Quindi perché non provare anche qui, nel luogo dove è scomparso, a fare qualcosa del genere? Quindi Alan lo abbiamo salvato. Al momento lo abbiamo trovato, quindi già questa cosa, dopo 13 anni che è stato assente, un passaggio di testimone tra sette potrebbe essere. Oh, allora loro sono dei rompicoglioni, ma dei rompicoglioni che non avete proprio idea. Ecco appunto. Però vieni qui, Pippe, vieni qua, Pippe. Mi dispiace, io non amo fare violenza contro gli animali, ma in questo caso era una cosa obbligatoria. Allora, intanto facciamo così. Allora, questo lo usiamo e ci curiamo un pochino di più. Allora ragazzi, il gioco è, e lo dico con immenso piacere, ed è anche per questo che mi è piaciuto molto, è un survival horror, mettiamola così, molto story driven, è fatto bene. Munizioni, kit di recupero e
oggetti per aiutarti a giocare meglio e diventare più forte sono estremamente non rari, ma si trovano nella giusta proporzione, ossia il gioco non è né troppo facile né troppo difficile, ma ci si deve impegnare. Lo si può finire anche facilmente non seguendo tutte le quest secondarie, perché sì, ci sono anche quest secondarie nel gioco, quindi avremo un bel po' da esplorare per ottenere sia l'ora aggiuntiva che soprattutto equipaggiamento che ci servirà avanti, perché ad un certo punto la curva di difficoltà prenderà una bella piega interessante. E se la sovrapposizione fosse una porta di accesso alla forza oscura? Anche perché la strega nelle sembianze di Nightingale aveva detto che la sovrapposizione era una sorta di punto di equilibrio. Forse Saga, avendo sconfitto la strega, anche se sappiamo che non è così, ha generato uno strappo nel portale permettendo ad Alan di uscire? Noi siamo arrivati alla sovrapposizione mettendo il cuore di Nightingale e seguendo la procedura che ci ha dato Alan. Potrebbe essere qualcosa del genere. Allora, Regen è quello ma non è quello, parlo del mio punto di vista per come ho visto il gioco. È un titolo della Madocina con una gran bella trama e quindi si gioca con piacere. C'è da esplorare, risolvere piccoli puzzle anche un pochino impegnativi nella giusta dose. C'è da scegliere bene quando combattere e quando andartene, ma soprattutto risparmiare le risorse nel modo migliore possibile, e ogni proiettile davvero conta. Però non è vai da punto A a punto B, prendi chiave e fai semplice cosa. Ci sono anche quegli elementi, ma per la struttura e la mappa di gioco che ha, noi dobbiamo anche andare ad esplorare tutta quest'altra zona qui. Non è lineare in maniera troppo eccessiva, c'è da giocarci, quindi non andremo solo avanti per fare la storia, ci saranno dei momenti dove faremo anche altre cose. No, è fatto davvero davvero molto bene. Allora, adesso possiamo andare di qua. Allora, questa è tutta mappa di zona che prima non potevamo esplorare perché era tutto allagato. Adesso si è sbloccata la zona e noi possiamo esplorare tutta quest'altra parte di mappa, oppure scegliere tranquillamente di tornare alla macchina, tornare in città e continuare la storia. Possiamo finire il gioco senza esplorare queste zone? Assolutamente sì, ma ci conviene molto farlo sia per la lore che per quanto riguarda gli oggetti. Allora, qui che c'è? Altra pagina. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Ok, esattamente quello che abbiamo fatto comunque per entrare. Chi è? Pippe! Pippe Baudo! Fermo! Pippe, ciao! Vieni qua. Naturalmente nelle zone ci sono dei fight casuali, quindi possono apparire, eccoli qua, difatti, dei figli di buona madre. Carica, carica. Carica. Voglio andare giù per piacere? È andata giù. Ok, grazie mille. Però almeno ci ha dato delle munizioni, perché non so se state notando, ma già le stiamo finendo. Quindi è impegnativo al punto giusto ed è uno dei motivi per cui mi ha divertito tanto. Sottosti, Regen. Allora, ci sono dei segni che possiamo vedere solo con la torcia. C'è una freccia, ci sono delle frecce. Ok, che cos'è qui? Chiave cassa torrente, c'è una chiave. Ok. Ok.
Ok, allora. Chiave cassa torrente. Ecco qua. The cult is Quindi leaving per supplies alcune around casse for dobbiamo seguire themselves. le indicazioni e trovare le frecce. E già da qua si vede come per la stessa tipologia di attività, ossia apri la cassa extra, già abbiamo trovato 3 varianti. Codice da trovare in giro, minigioco da fare di memoria e trova la chiave seguendo delle indicazioni. Non è che c'è bisogno di fare 3000 puzzle diversi impossibili a livello Professor Layton, ma già fare una piccola varietà del genere, rendendo un'operazione da fare un bel po' di volte non noiosa e non ripetitiva soprattutto, penso che sia una gran cosa. La setta osserva adesso. Noi intanto ci ciulliamo gli oggetti, perché setta o non setta, mo dovrebbe apparire setti. Mo ci appare setti, adesso io schiatto a terra. Che fa come l'altra sera è fatta. Noi lo stiamo facendo a difficile. Io spero che Saga chieda ad Alan di fornire spiegazioni riguardo i fogli scritti rilasciati da Alan stesso. Ma difatti il gioco questo adesso ci sta facendo fare. Noi dobbiamo tornare in città per metterci sotto Alan Wake. Alan, che cazzo hai fatto tutto sto tempo? Pescato di oggi, una perca gialla e un luccio di medie dimensioni. Ho quasi preso una trota di lago, ma se l'hai sbignata. Va bene. Solo un vecchio stivale di gomma. Di nuovo i soliti tipi strani che gironzolano. Li ho evitati come sempre. Nessuno fa caso a un vecchio pescatore tranquillo, nemmeno i pesci. Allora, a questo punto però possiamo andare ad esplorare la zona di qua. Anche perché, come state vedendo, le mappe comunque sono belle grandicelle. E non vi sto qua a dire che... Dov'è? Noi ne abbiamo 2. Ci dice il gioco al momento che abbiamo 1, 2, 3, altre 3 zone da dover esplorare. E questa sulla sinistra a me sembra bella grossa. Puntini, puntini, puntini. Christian, hai aspettato tanto per vederlo, c'è tantissimo da vedere, come ad esempio quest'altra bellissima attività. Allora, c'è qualcosa qui. C'è una poesia. Allora, un uccello per la luce, 2 per l'oscurità, 3 uccelli per lottare, 4 e si combatterà, 5 uccelli per ferire, 6 per il dolore, 7 per la fine, qualunque essa sia. E abbiamo dei disegni a terra. Ok. C'è un logo del Federal Bureau of Control. Non so se sentite i fuochi d'artificio che sono partiti, perché anche qui da noi sono contenti che finalmente siamo arrivati a fare Alan Wake 2. E c'è una bambolina a forma di ceppo. Perfect weird souvenir for Logan. Visto che c'entra il bureau è qualcosa di strano e di molto particolare, quindi noi possiamo mettere questa bambola su uno di questi posti. In questo caso è il sole. Something feels different. I should look around. Ok. Quindi noi abbiamo da un indovinello che c'era qui e la risposta era il sole. Messa questa bambolina su quell'immagine, ci è apparso per magia un corvo davanti che ci ha lasciato qualcosa. Quindi abbiamo cambiato la realtà in qualche modo. Sì, è qualcosa del Bureau of Control. Ok, ci siamo. Ci ha dato un ciondolo. I ciondoli, come vi avevo detto l'altra volta, sono degli equipaggiabili che ci danno delle passive anche abbastanza importanti. In questo caso noi abbiamo il ciondolo martello, i nemici barcollano più facilmente e questo direi che ce lo dobbiamo assolutamente equipaggiare.
ci mettiamo anche, perché poi non l'ho fatto prima, le bende che curano di più. Quindi abbiamo un'altra attività da fare e trovare queste poesie del bureau, che noi sappiamo essere del bureau perché abbiamo giocato Control, ma Saga in questo momento chi cazzo Creepy sono dolls. questi? Mysterious rhymes. Loro sanno bene No che a weirder Bright than Falls anything else succedono going on, cose I guess. strane. Difatti è apparso il Setticon Anal Wake. Quella è la versione Anal porno Wake. che penso prima o poi qualcuno farà. Secondo me già Setti ti ho evocato 5 minuti fa perché si parlava di sette, ho detto in 4 minuti 20 volte la parola setta, ho detto mo deve apparire il setti. Quindi, allora. Quindi mo effettivamente io mi metto anche nei panni di Saga, dice ok, io sono... Oh, Pippo Baudo! Pippo? Pippo, allora? Si attaccano in qualunque momento. Io questa cosa non ve la volevo dire per non rovinare la sorpresa, mi fa da un lato piacere che sia accaduto adesso. Quindi ci possono attaccare in ogni momento, ragazzi. Ok. Se non siamo sotto una luce. Io rispondo sempre alle chiamate. Giustissimo. Sacrificato 7 vergini in tuo nome. No. Per 7 anche qualcuno in più, dai, se le merita. Allora, c'è un po' di luce e c'è una cassa con degli oggetti, ma c'è un bel lucchetto che non possiamo assolutamente utilizzare. Allora, nelle zone esplorative a questo punto, ve lo confermo tranquillamente, in qualunque momento possiamo essere attaccati. Possono arrivare da qualunque lato anche mentre sei nei menu e ne abbiamo avuto una piacevole dimostrazione. Witchfinder Station, ok. Ok, c'è un'altra poesia. Allora, vediamo un po'. Another one of those rhymes. L'impavida eroina si mise in viaggio per raddrizzare un torto. Dal bosco arrivò il lupo così affamato e ingordo che divorò quel che trovò nella casa incustodita. L'eroina tornò, ma aveva perso ciò che più caro aveva nella vita. Ok, vediamo allora se c'è qualche altra statuina in giro. Allora, intanto qui non c'è niente da esplorare. C'è un'abitazione. Ok, allora, vediamo un po' se c'è qualcosa in giro. Allora, tanto qui ci sono munizioni e queste ci servono sempre, anche perché le stiamo già finendo. Abbiamo trovato un'altra statua del cervo. C'è un computer, ok. Con una password, che però è scritta sotto, 2547. Allora, aggiornamento esperimento. Dottori Mormont. Ecco l'aggiornamento promesso sui primi esperimenti del progetto. Gli oggetti usati per il test sono stati animali di plastica, orsacchiotti di peluche, macchine giocattolo, bambolotti. Si è ipotizzato che la natura iconografica degli oggetti per il test aiuti la ricerca. Risultati dei test negativi. Proseguirò a testare con oggetti e scenari più avanzati, non è necessario rispondere a queste email. Dottor Eugene Campbell, ricercatore capo, Dipartimento di Ricerca Paranarrativa. Quindi, con una semplice mossa, Remedy in questo esatto momento ci sta dando la lore di 2 giochi in contemporanea, sia per quanto riguarda la trama di Alan Wake, che spiega cosa sta accadendo e cosa sta facendo il bureau di preciso a Bright Falls, e questa cosa c'era solo stata accennata in Control, perché noi, stando nel centro operativo, avendo tutto a disposizione, tutto quello che sta succedendo a Bright Falls è soltanto un semplice documento in giro per l'ufficio e niente più. Dal lato di Control ci sta dando ulteriori informazioni su vari e nuovi dipartimenti che sono presenti nel bureau. Difatti non eravamo a conoscenza del reparto di ricerca sulla paranarrativa, adesso lo sappiamo. Cos'è il progetto Filastrocche? Ho ricevuto la recensione favorevole riguardo alla mia proposta di progetto, grazie. Non serve ricordare che i miei studi, oltre all'esperienza ricreativa della mitologia, nel folklore e nella scrittura, daranno senz'altro la credibilità che serve al progetto, sia per quanto riguarda la guida, sia per la creazione dei materiali per i test.
questo dottore, magari forse leggendo i documenti nel bureau riguardanti Alan Wake, e noi sappiamo, avendo giocato a Control, di come il bureau sapesse che c'era qualcosa che collegava Alan Wake col potere della scrittura, magari ha detto: posso fare qualcosa con delle filastrocche? Giornata andata abbastanza bene, se tu, stata una brutta giornata di pioggia qua da noi, proprio brutta. Allora, di qua non c'è altro. Dobbiamo andare al piano di sopra. Allora, vediamo un attimino qua cosa c'è. Allora, qui non c'è niente. Qui c'è la statuina Bambola Eroe, Bambola Lupo, e c'è un documento. Ok, c'è segnato i siti di dove questo dottore stava facendo gli esperimenti, quindi sappiamo che ci sono 2 di queste poesie a Witchfinder Station, una l'abbiamo trovata giù e una l'abbiamo trovata qui fuori la baita, una sulla riva del torrente e uno nei cottage vacanze di Calderon Lake. Ok, quindi già solo in questa zona ce ne sono 4. Allora, vediamo dall'altro lato se c'è qualcosa. Documento. Obiettivo: ricerca sugli effetti di alterazione della realtà scoperti nella zona di Calderon Lake, che utilizzano narrativa e arte come fonte per poi far materializzare i risultati. L'intento dell'FBC in questo progetto di ricerca è sperimentare con le filastrocche, d'ora in avanti denominate narrativa, nel tentativo di ricreare le condizioni alle quali la scrittura si trasforma in realtà. L'ipotesi è che esistano 2 modi in cui la narrativa influenza la realtà: riflettendo eventi accaduti ma non noti ai creatori successivi, il cui atto creativo diventa il catalizzatore per gli eventi passati, che a loro volta fungono da fonte di ispirazione, oppure è la narrativa stessa che, come forza motrice del tempo presente, usa il creativo come tramite. Il bureau aveva capito che muovendo la realtà in qualche modo attraverso le parole o l'arte nei pressi di Bright Falls qualcosa accadeva, e si sono posti un attimino in modo logico per quanto possibile la domanda: è quello che scriviamo modifica la realtà o è la realtà che viene modificata e ci ha portato a scrivere questa cosa? È un test alquanto interessante. Come hai la certezza che tu ti trovi in quel preciso momento lì perché hai deciso effettivamente di scrivere e fare l'esperimento in quel preciso punto lì, giusto per citarne una? Nell'esperimento creeremo filastrocche con funzioni specifiche e poi useremo le bambole e i simboli raffiguranti a seconda delle esigenze. Attraverso un preciso processo di test con lo scopo di far manifestare la storia raccontata nella narrativa. Facciamo in modo tale da cambiare la realtà che è presente davanti ai nostri occhi, modificandola per mezzo delle parole. Ha senso facendo collegamento con Quantum. Esattamente. Per raccogliere una gran quantità di dati verranno testate diverse combinazioni con bambole, simbole e rime, sperando che appaia uno schema. I metodi verranno modificati durante il test a seconda dei risultati ottenuti. Quindi, sperando che non ci entrino anche in casa, ma non penso, noi abbiamo un bel po' di cose da mettere. Quindi sappiamo comunque il perché si stava facendo questo esperimento, quindi dobbiamo comunque cercare in giro e capire un attimo la situazione. Allora, qui mettiamo le bambole che troviamo in questa zona. Quindi, come vedete, c'è un bel po' da fare. Noi ci mettiamo piano piano, tranquilli tranquilli, cuonci cuonci, ci prendiamo e ce lo finiamo. Saga, un attimo che ti stiamo mettendo tutte le note. E questo già l'abbiamo visto un attimino anche in Control. Allora, aspetta. No. Ecco qua. E questo va qua. No, questo invece va qui. Non li metto a leggere singolarmente, che sennò ci metteremmo davvero tanto. Però riusciamo a metterli con tranquillità. Ok, la setta dell'albero.
abbiamo Nightingale. Dovrebbe essere forse qualcosa qui. Eccolo qua. E promemoria per i membri della setta, le vittime sono delle bestie animali. No. 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 Psicologia della setta. Ok, giustamente. Ce ne manca uno. Abbiamo inserito tutti gli indizi. Possiamo andare avanti. Qui non c'è niente. C'è una porticina qua. C'è un gabicesso. Allora, penso che le abbiamo trovate tutte le statuine al limite. Anche perché non è che io poi mi metto qua a giocare, mo adesso uno si mette, ragazzi, mo qua si collabora tutti insieme e si trova la soluzione. Quindi noi abbiamo 3 statuine: Bambola lupo, Bambola eroe, Bambola corvo. Questo è l'indovinello a schermo. Come pensate vadano messe le statuine che abbiamo e in che posizione? Vi mostro anche un attimino gli altri simboli che sono a terra. Prego. Ci proviamo per qualche minuto. Questi qua sono Ci bellissimi. mettiamo qualche minuto. Se si trova la soluzione bene, altrimenti vado a cercare su internet e lo risolviamo. Almeno fate anche voi un po' di attività, noi ci rilassiamo un attimo, io mi fumo una sigaretta, bevo qualcosa e via. Quindi non è che state qui seduti col culo sulla sedia o sul letto e non fate niente. No, partecipate anche voi. Prego. Ma quindi scusate la domanda di merda, cos'è l'Alan Wake? È una profonda sfiga che ti capita soltanto perché volevi portare tua moglie in un luogo tranquillo e risollevare il tuo matrimonio? E ti trovi invischiato tra realtà alternative, doppelganger che vogliono uccidere tutte le persone a teccare, bureau governativi che in realtà sono in contatto con entità di altre dimensioni e tanti problemi. È uno stato di vita un po' problematico l'essere un Alan Wake, mettiamola così. Però c'è una cosa che non mi torna. Supponiamo che Alan abbia viaggiato nel tempo rilasciando di conseguenza i fogli per Saga. Ciò porta a dire che lui era sempre un passo avanti. Come mai non riesce a ricordarsi nulla di Saga? La risposta potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare. Potrebbe arrivare. Se ci pensi, è la stessa situazione in cui si trovava, anche volendo trovarci una sorta di parallelismo con il primo Alan Wake, è la stessa cosa che ci succedeva a noi in Alan Wake 1. Noi trovavamo pagine comunque scritte da noi, ma abbiamo capito e ci è stato detto alla fine comunque del titolo che era comunque Thomas Zane che ce le stava facendo trovare grazie al suo aiuto. Questo ci conferma che comunque noi nella zona oscura in qualche modo qualcosa da Zane, un modo di interagire con la realtà al di fuori della presenza oscura, l'abbiamo trovato e stiamo cercando in qualche modo di metterci in contatto con Saga, parlando a nome di Alan, per cercare di uscire da lì, perché forse Alan ha capito qualcosa. Oh, Isetto, non ti preoccupare, vai a riposare e poi ci sentiamo con calma, vai tranquillo. Buonanotte e buon riposino. Allora, ricordami che statue hai. Lupo, eroe e corvo. Io inizio a cercare un attimo la soluzione, così trovo già la pagina. Ok. Andando a fare cosa? Sì, Christian ha posto un'ottima domanda, però solo che non è il tempo. Chi è andato? Ah, è andato a dormire Setti? Settoni è andato a dormire. Buonanotte Setti, se lo sentirai. Allora. Ok, a posto. Ok, allora. Prego ragazzi, la soluzione, io se non si fa almeno un tentativo prima da parte vostra io non vado avanti, quindi possiamo stare anche un'ora e mezza qui e i misteri resteranno nel gioco, Lupo bosco.
Eroina, barca. Bravo Christian. Siamo fieri di te. Ora, per evitare quello che è accaduto a me alla primissima run, dove ho dimenticato le bamboline qui, e consiglio che do per gli indovinelli futuri, non è che mo abbiamo fatto questo indovinello, quindi queste due non serviranno più. No, vanno prese sempre in considerazione tutte le bamboline. Quindi, onde evitare di trovare un altro indovinello altrove, stare 3 ore lì e poi ricordarci di prendere le bamboline, ricordiamoci tutti anche in live, quando finiamo un indovinello, di prendere le bamboline, se no dobbiamo tornare in giro a riprenderle e i nemici ci continuano ad attaccare. Grazie della cortese attenzione. Allora, che cosa è successo? Sono apparse delle impronte di un orso. What is this? Troy Bolton. Allora, è entrato dentro. No, non è ridicolo, Saga. Siamo a Bright Falls, succede. È il minimo. Sì, Regan, questo qui, il indovinello introduttivo era semplice, poi allora, arriveranno alcuni... È successo un po' di cutscene, sì. Però c'è un altro ciondolo. Another charm for my bracelet. Allora, questo cosa fa? Ti salva dalla morte, ma poi va in frantumi. Allora, noi ce lo teniamo perché giustamente ora morirò in questa run perché non sono il giocatore perfetto e capiteranno tanti momenti divertenti. Comunque. Però dopo averlo finito più volte per cercare di sbloccare il finale che mi si era buggato, mi piace ricordarlo ogni volta e riderci su mortacci loro. Non penso di equipaggiarlo perché non li ho usati nella prima run, non intendo fare la figura del top perfect player, però almeno dai, mettiamoci un po' di pepe su per il culetto. Allora, un'altra pagina, i luoghi degli An omicidi. overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint, a work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. 2 corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. Allora, questo documento è abbastanza importante perché ci dà 2 informazioni. La prima è che questa potrebbe essere una parte del piano di Alan, ossia dal mio lato di zona oscura, dove sono in un'altra realtà, per uscirmene da qui dentro devo trovare il modo di mettermi in contatto con l'altra realtà. Per 13 anni lui ha provato, ha sperimentato, ha trovato in tutti i modi e ha cercato, così come abbiamo visto in American Nightmare ripetendo un loop infinito di eventi, è riuscito ad arrivare al punto dove ha scoperto che creando una storia all'interno della presenza oscura e influenzando per quanto possibile un minimo la realtà al di fuori, si creava questa situazione di 2 realtà che venivano un attimo a scontrarsi, e quel punto centrale dove si incontrano è la sovrapposizione. Quindi in quei punti dove noi entriamo nell'altra realtà non è né una zona completamente nella zona oscura, scusatemi, ma non è neanche il nostro lato di realtà, è qualcosa di nuovo che si sta formando, mettiamola così. Ah, è merito di Regan. Ah, non l'avevo visto allora. Regan, siamo fieri anche di te e soprattutto di Christian che ci ha fatto notare il messaggio e che non l'avevo visto. Che non funziona il programma di chat e i messaggi sono un po' piccolini, perdonateci. Sì, questo qua era bello sempliciotto. Poi adesso vediamo un pochino avanti che usciranno anche altre belle statuine. Allora,
Il punto questo qui credo sia stato abbastanza chiaro I think I'm done here. e si tratta un attimo di capire meet you mo at the adesso parking cos'è lot. che sta uscendo fuori dall'altra realtà. Allora, di qua non abbiamo niente. Di qua non c'è niente. Vediamo un po' dall'altro lato. Oh, c'è qualcosa. Allora, dobbiamo trovare questi oggettini qui, che dovrebbero comunque ricordarci qualcosa. Ok, ecco qua, c'è un altro portapranzo. Quindi potremmo anche pensare di vedere un po' quanti punti abilità abbiamo. 9. Questi ce ne ha dati. Allora, visto che qua è un pochettino arabica la situazione, vediamo un attimo di esplorare. Anche perché a breve, se non erro, c'era... Ok, sì, dall'altro lato, però non da qua. Allora, ce ne andiamo adesso da quest'altro lato. Ci dovrebbe essere un capanno. Questo. Ok, dobbiamo trovare qualcosa per aprire questi lucchetti. Allora, qui c'è un capanno. Generatore subito, subito generatore, perché sennò vengono anche qui. Ok, abbiamo un'altra zona sicura. A posto. Almeno così possiamo anche salvare, visto tutto quello che abbiamo fatto finora. Ok, facciamo un salvataggio. C'è qualcosa qui dentro? Ospiti Miriam e Matt, Patty, Lori e Bob, Kev e il signor Lockhart. Ok. Consigli per il campeggio, quindi questa era una baita dove i turisti potevano fermarsi un attimino per riposare. Oh, c'è un altro indovinello, ma tu guarda un po'. Ma le statuine si trovano nel bosco o anche in città? Noi esploriamo ogni singolo punto e vediamo che cosa troviamo. Allora, vediamo qua un attimino che cosa ci dice. Allora, mamma corvo osserva, nel suo nido sta, veglia sui suoi piccoli, del suo meglio fa, per protegger la sua casa dalla bestia che l'angustia, ma solo un eroe dal cuore impavido separar le due forse potrà. Prego. Io metto già... Ok. Vi do anche un indizio, si può fare in una sola mossa. C'è una statuina soltanto da mettere. Se è questo, aspetta, fermi tutti. No, fermi, fermi. Vedete se ho visto bene. Ok, no. Provo intanto... corvo su occhio. Corvo su occhio. No. No. Non è questo. Tanto io sto cercando un attimo pure per sicurezza, così... In realtà dovrebbe un po' ovunque. Mamma corvo osserva, nel suo nido sta, veglia sui suoi piccoli, del suo meglio fa. Veglia sul suo nido, casa? Non è. Potrebbe essere veglia con amore? Non veglia con amore. Veglia i suoi piccoli? Non veglia i suoi piccoli. Veglia sull'albero? Non veglia sull'albero. Quindi sono più di uno, avevo letto io male l'indirizzo. Ok, un attimo solo. Ce ne vogliono due, ho trovato la soluzione corretta per questo qua. Qui sono due più uno, sono tre. Vanno messi tutti e tre. Servono sia il corvo che l'eroe che il lupo. Sì, vi ho fregato io, errore mio. Era per vedere se stavate attenti e siete stati molto attenti.
Metti un attimo il testo, ok. Mamma Corvo osserva nel suo nido sta, veglia sui suoi piccoli, del suo meglio fa. È arrivato anche il Tizione, buonasera Tizione, buon mancia a lei e a tutta la sua famiglia. Tizione, ma stiamo per tornare, mi è stato detto, ma davvero sta succedendo tutto questo? Lupo casa. Lupo casa. Eroe cuore. Ok. Corvo pulcino, diceva Reagan. Bravissimi ragazzi, bravissimi. Ci riprendiamo le bambole. Sempre. Questo proprio per quanto detto poc'anzi, che se per caso ce le dimenticavamo nell'altro punto dovevamo tornare indietro ed erano cazzi. Allora, quindi cos'è cambiato adesso? Qui non è cambiato niente, ma salviamo per sicurezza. Sarà cambiato qualcosa uscendo fuori? Sì, è apparsa un po' di bobazzella nera. Vediamo dove ci porta. Ok, ci porta di qua. No, allora io ho sentito un brutto rumore, quindi c'è una cornacchia che prima non c'era. Un corvo più che altro. Ecco qua. Io sento dei brutti rumori, ragazzi, comunque. Sento un bruttissimo rumore. Puffi? Puffi? Puffi, sei tu? Another charm. Sì, vorrei... Oh, aspetti, ho visto. Eccoti qua. Eccoti qua. Dove vai? Fermo. Oh. Allora, perdonate l'interruzione. Aumenta la durata e l'effetto dei bengala. Tu, a questo punto, entri in squadra. Allora, abbiamo preso un altro oggetto, quindi ci siamo ulteriormente potenziati. Sappiamo adesso che ci sono delle casse qui, dei box con degli oggetti, ma c'è un lucchetto davanti, quindi dobbiamo trovare almeno un modo per aprirli in qualche modo. Allora, qui c'è un'altra cassa. Roccia, roccia, albero. Sei abbastanza brillante? E c'è un codice da mettere con i numeri. Roccia, roccia, albero. 6 più 2 scritto su un albero. Sarà un indizio? Allora, vediamo prima di qua se c'è qualcosa. Sempre. Allora, ragazzi, altro enigma. Noi ogni enigma lo possiamo portare a termine stesso da qui. Non c'è da andare eccessivamente lontani e capire un attimino le cose. Allora, roccia, roccia, albero. Allora, se noi ci mettiamo da qui, possiamo vedere che in alcuni punti della mappa abbiamo qui un 6 più 2. Abbiamo qui un più 3. E ci dovrebbe essere, se non mi sbaglio, stesso qui intorno anche l'altro indizio. Allora, quindi un albero è 8, una roccia è 5, non riesco a vedere bene il numero. 3 più 3 e ci manca un attimino un'altra roccia. Allora, eccola qua. 7 meno 2, 5. Quindi abbiamo un 5, un 8. L'altro com'era?
un 6, quindi o 6, 5... Ok, esatto, grazie mille ragazzi. Allora, 5, 6, 8. E non è questo. Oppure 6, 5, 8. A posto. Porca di Attenzione, fai attenzione a non ti far male. Allora, non abbiamo spazio nell'inventario. Sei uno di noi o uno di loro? Nel dubbio noi siamo un pochettino per tutti. Allora, noi dobbiamo prendere questo kit grosso più grosso. Quindi tu mi dispiace, ma verrei un attimino eliminato. Te ti mettiamo di qua. Tu sei il medikit super curante e tu ci servi assolutamente, perché sennò ragazzi è un problema. Allora, prendiamoci un po' di cure. E questa è solo l'area iniziale, comunque stiamo trovando già un bel po' di cose da fare. Il tizio aveva proposto 666. No, quello se lo fai vicino il lago di Bright Falls succedono problemi belli grossi, quindi tenderei ad evitare. No, Regan, Gianmarco di Pericoloso ha spostato la sua gamba da incrociata con l'altra a con i piedi per terra. Facendo questo movimento il mio ginocchio si è impattato con la scrivania di Enzo. È successo una botta. Dolore. Allora, io qua avevo visto un segnale l'altra volta, ok, ma non potevamo passare di qua perché era allagato. Quindi c'è comunque un altro portapranzo da queste parti. Dove di qua? There's another lunchbox. Ecco qua. Come andiamo in una zona di luce e vediamo un attimino di... Guardai l'acqua increspata in basso, il chiaro di luna danzava sopra ogni piccola onda come una marcia di luce scintillante. Da sola e al freddo mi abbracciai e sospirai, pensai a lui. Per lo specchio lacustre si calmò e, come una sorpresa spettrale, scusatemi, lui era lì. Il suo volto che mi sorrideva, riflesso nell'acqua. Guardai in alto, stentando a credere che fosse vero. Ma lo era, lui era lì, il mio amore, il mio salvatore, il mio scrittore. Io inizio ad avere un piccolissimo dubbio su chi possa aver scritto e di conseguenza aver lasciato questi portapranzo. J.K. Rowling. Christian, tu ce l'hai la risposta e credo tu, se ti faccio la domanda chi sta facendo questo secondo te, tu mi risponderai io credo in Christian. Christian adesso mi dà un nome e ha capito a chi sto pensando io. Io fino a quando... No, Christian, no. Pensa un pochettino più nella zona locale. Chi è che abbiamo trovato nel primo Alan Wake che proprio... Quando vedeva Alan batteva a terra e non capiva più niente? Tizio, comunque non è Giovanni Mucciaccia. Giovanni Mucciaccia, no. Secondo me potrebbe fare qualcosa con tutto questo discorso di realtà intrecciate, eccetera, eccetera, ma no. Purtroppo no. Aspetta, l'abbiamo già vista anche qui in Alan Wake 2. Proprio la super fan. Ok, c'è stato un po' di oscurità, ma va bene. Nami neanche, lei fa la navigatrice, non sono arrivati a Bright Falls. A proposito, tizio, ma con One Piece come sei messo? No, perché non so un attimino se hai capito in che punto si è messa la situazione. La cameriera è esatta, Rose. Bello che l'altra volta che non gliel'abbiamo chiesto lui ci ha detto Rose, ma che serviva il nome non se lo ricordava, va bene, però hai capito. Quindi Rose sta mettendo questi portapranzo? Ok. Va bene. Il documento parla chiaro, è lo stile di Rose e se hai giocato Alan Wake 1 questa cosa la puoi pensare, però il gioco alla fine ci dirà questi portapranzo chi li ha messi, che sia Rose oppure no. L'ultimo capitolo. Ok, c'è una bella situazione nel frattempo, mi è parso di capire, e tanti problemi all'orizzonte. Oh, due pippi baudi. Salve, ragazzi, noi ce ne dobbiamo andare da qua, Non fateci passare.
No. No, Pip. No, Pip è Baudo cattivo. Cattivo Baudo. Allora, solviamo il problema alla vecchia maniera. Fucking monsters. Ok, mi hanno dato un po' di munizioni. Ragazzi, sono cattivi. Sono molto cattivi. Sono molto cattivi. A questo punto facciamo così. Facciamo così. Usiamo una benda e recuperiamo un po' di spazio. Ok. Non è tieni premuto pulsante e spara più fino a quando non vanno giù. No, assolutamente no. Allora, non sono zombie, tizio, sono persone possedute da una presenza oscura. Si sono fatte soggiocare dall'oscurità. Fa molto Kingdom Hearts questa frase. E vengono portate a commettere un attimino cose che non sono tanto piacevoli. Allora, no, dall'altro lato, quindi dobbiamo girare da dietro. Sì, esatto, tizio, sono corrotti, va, diciamo così. Non sono zombie. Sono lazy. No, bravo, lazy. Enzo, Lazy. Come piace a te, tizio. Allora, vediamo se ci fanno andare tranquillamente di là. Quindi già a differenza di Alan Wake 1 dove i nemici posseduti ci attaccavano solo di notte, qua comunque siamo ancora nella zona pomeridiana e ci sono. No, controllati da Babidi, no, non da Babidi. C'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa. Sta scattando un allarme. Sono molto piuttosto degli zombie di Resident Evil comunque. Questi perché hanno delle features diverse. Aspetta, lascia fare, può darsi che sta succedendo qualcosa qui dentro e ci fanno entrare. Aspetta, io ho sentito una sirena. Ci fate entrare? Stiamo scoprendo qualcosa che Ci fate entrare? Ci fate entrare? Ehi? Niente. Porcaccia la miseria. Vabbè. Noi ogni tanto proviamo a venire, quindi... Che comunque ci hanno risposto. Quindi qualcuno all'interno c'è. Però quindi sta sirena... Dov'è? Allora, andiamo verso il rumore. Sembra provenga da qui. E mi sa che viene proprio da qui. Il capanno del bureau sta dicendo che c'è qualcosa che non va. E se il bureau dice che c'è qualcosa che non va, io penso ci sia un problema. Ok, è stato impossibile connettersi in qualche modo, però penso che sia un errore in generale, ma non sappiamo con precisione perché sta suonando. Però sapendo e avendo giocato a Control e conoscendo il tipo di attività di cui fa parte e che viene gestito dal bureau, di certo un allarme del genere non è qualcosa di buono neanche per noi. Perdonate comunque se mi prendo parecchie pagine, ma credetemi, parlare per cercare di far capire cose senza dare troppi spoiler è una delle cose più difficili che mi sia mai capitata di fare nella vita, però finora non ho commesso errori. Più o meno. Alcuni sì, però Christian soprattutto non se ne è mai reso conto, per fortuna. Però tutto avrà un senso. Allora, quindi da quando abbiamo iniziato la live abbiamo soltanto girato in zone secondarie. Nuova tipologia di waifu sbloccata. Ah, va bene. Mr. Wake. Ecco qua. We're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Quindi Logan esiste, quindi Rose nel bar, che cazzo volevi? Don't worry, hun.
Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but Anzi, ha fatto solo una piccola commozione cerebrale, tutto a posto. Che sarà? Could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. Ok, ci ha protetto, ma non è riuscito ad arrivare a trovarci col segnale. Ok. No, tizio, non è Logan Wolverine, ma non mi ha sentito. No, prima aveva avvisato già Marco di sta cosa, ma non è rientrato ancora. No, non è. Stato il colonnello Masta in cucina col coltello. Benvenuti a Bright Falls. Love you too, honey. Wanna say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Quindi eravamo comunque fuori dalla zona di Bright Falls e siamo riusciti a metterci in contatto con lui. Finora eravamo in città e in città non riusciva a trovarci. Ecco qua. Confermato il teaser di Alan Wake 2 in Quantum Break. Penso che poi l'ho visto ma non l'ho ancora letto. Alle 15:21. Va benissimo. Sì. È un altro giochino, va bene. Allora, questo è il momento della verità. Adesso qualcuno deve parlare. Ecco. Morop, 13 anni, cosa hai da dire? No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. 13 anni. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. È stato scratched out. Scratch. Ricordiamo che è da tanto che non lo vediamo quel simpatico giovanotto che si divertiva ad aprire le persone in due nelle stanze d'albergo. It's a crazy jumble like magari. Manco quello poteva fare niente. It doesn't make sense. Oh, c'è qualcosa. C'è qualcosa. C'è anche un poster dietro. Mi è sembrato di leggere un nome. I remember. Cosa ricordi, Alan? Ok. Che sta succedendo? C'era un post, c'è un attimo. Mr. Dorr. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Sembra John Wick. Sì, tizio, è la stessa cosa che dicemmo anche noi quando lo vedemmo così bene. Anche gli Old Gods of Asgard. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Allora, Had I already done Christian, the show? ci sei? Was that a recording? O sei morto dopo quello che è successo? Che c'è una cosa da dirti che ti ho tenuta nascosta finora. Posso? Mi autorizzi? No, allora. Christian, posso dirti? Posso? Posso parlare? Devo essere concentrato. Ok, sei pronto? Che c'ho una cosa importante da dirti. Allora, Christian, benvenuto in Alan Wake 2. Saga Henderson è la protagonista, ma giustamente anche Alan Wake è il protagonista, cazzo, c'ha il nome nel gioco. Il gioco presenta due storie parallele da seguire per arrivare alla verità, quindi Christian non è un gioco,
sono due giochi in uno. Cioè, dobbiamo seguire, dobbiamo portare avanti la trama di Saga ed è un gameplay ed una struttura di gioco fatta in un modo, e abbiamo sezioni e capitoli da giocare con Alan ed è completamente un altro stile e un altro modo di gioco. Sono due giochi diversi. Sei contento di questa cosa? Bene, perché il gioco è finito. Ora, sono successe già un paio di cose in un paio di minuti. Quindi noi adesso questa stanza la dobbiamo esaminare un attimino prima di andare verso quella TV. Anche perché Christian è stato fatto un nome. Ci sentiremo tra 13 anni. Bravo, No, Christian, questo mo è il momento dove dobbiamo sguazzare. Allora vuoi capire cosa sta succedendo? Mo ti devi super concentrare. Già da questo nome che stiamo leggendo. Il nostro caro fratellino in Control ci aveva messo in guardia su una persona. Dor, ora esplode. Christian, tu adesso inizierai ad avere delle esplosioni orgasmatiche, sporcherai tutto quello che c'è davanti a te, perché arriverà tanta di quella lore importante e fatta in un certo modo. Christian, a secchiate, quindi tieniti pronto, allaccia le cinture e iniziamo ad esaminare un attimo la situazione. Aspetta. Chi cazzo vedo? Aspetta, ma vediamo tutto. Ragioniamo su tutto, Christian. In Control, il fratello di Jesse ci aveva avvertito di questa entità, di questa presenza che aveva tentato di mettersi in contatto con lui, che si chiamava Dor. Fai attenzione a Dor. Qui ci troviamo un presentatore televisivo, sembra, che sembra che siamo in un camerino, che si chiama Dor. Se andiamo a vedere e ad esaminare un attimo il tutto, in between con Mr. Dor. Sì. Ora, lui anche l'abbiamo già visto ultimamente in un altro gioco, quindi già questa situazione è un attimino strana. Quindi, Christian, io già ti mandai delle immagini, io già ti feci vedere delle cose. Per quanto l'attore sia cambiato per quanto riguarda la prematura di partita dell'attore che abbiamo visto in Quantum Break, lui in realtà già te l'avevo pure spoilerato tramite l'emoticon che ti mandavo la scorsa estate. Io già ti avevo mostrato chi era Dor quando già sapevamo che era pure un attimino pericoloso, e scusami se ti ho percolato per tutto questo tempo contemporaneamente mentre ti dicevo prima o poi vedrai Dor, che io già te l'avevo fatto vedere più e più volte. Scusami. Eccolo qua, guarda, a posto, non abbiamo una torcia. Ci sono gli Old Gods che suonano. Che lezzo, lo so Christian. Christian, è stata un'esperienza mistica anche per noi. Allora, c'è Alex Casey. Ok, va bene. O è Sam Lake, non lo so. A questo punto, ma se mi chiudi una sigaretta io mi godo il momento un pochettino. Anche se tu, grazie, ti voglio bene anche io. Allora, vediamo un po'. Oh, addirittura recitate. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Noi l'abbiamo lasciato lui 13 anni fa in mezzo al deserto in un loop. Lo stiamo trovando in uno show televisivo. Good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Cani non ci sono. Cani non ci sono. Ci sono dei lupi che no. Lupi normali e non lupi mannari. Quelli no. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. Attenzione. We've all been dying to know what it's not a lake. Non è un lago, è un oceano. Che cazzo significava Alan Wake? Our wait is over. Your new book, Initiation.
hits the shelves tomorrow. Ok, ha scritto un nuovo libro. That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. No, non lo nominare a quello per piacere. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. Alex I guess Casey. we'll just keep doing this the whole Okay. show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. Sì, sembra molto realistica come grafica, eh. Questi motori grafici moderni ormai fanno miracoli. Sembrano quasi attori veri. Out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Ok, c'è qualcosa che non va. Quindi, novità. Hello? Noi abbiamo scritto un libro, non ricordiamo di averlo fatto e c'è qualcosa che non va assolutamente. Dobbiamo tornare da Alice. Allora, usciamo da qua e cerchiamo di capire un attimo dove possiamo andare. Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror Eccoli qua. story. Come Alan impazzito. Gods of Asgard. That name Ok, sounded familiar. 665, il vicino della bestia, giustamente. Ok, qui è dove tengono le loro cose, va bene. Qui c'è That was a il mess. camerino di I'd never heard of Dor. this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Ah, Was I losing aspetta my un mind? attimo, ma lui... La mia interpretazione di molti mondi, dottor Casper Darling. Christian, tu ti ricordi di lui? Che si stanno iniziando a mischiare, come vedi, sempre in modo più... Lo scienziato ballerino. Ecco. Quindi Dor legge qualcosa di Darling, va bene. C'è anche un giornale. Zane Classic in teatro. Zane. Ok, vedo che ci sono proprio tutti, no? Mi stanno iniziando ad apparire sempre più. Va bene, va bene. Allora, a questo punto c'è una porta. C'era un numero scritto grosso quanto una casa, quindi. Allora, vai Alan. Alan, però non hai torcia, non hai pistola. È un po' deboluccio, quindi. There was something here. A
A broken Salve. transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Ok, c'era lui che scriveva qualcosa. Sì, decisamente. Allora, aspetta, mica di qua c'era qualche altra cosa in fondo? No, ok, sempre meglio controllare. Allora, a questo punto, andiamo di qua. Comunque non c'è nessuno. Va bene. Salve. Salve. No. There was something in the studio with me. C'è qualcosa di brutto. No, corri, corri. Corri, Alan. Alan, adesso ti abbiamo ritrovato. Corri, per l'amor di Dio. Corri. No, che è successo adesso? No, c'è qualcosa. This is the ritual to lead you all. Ok, c'è decisamente qualcosa che non va. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Ok. Sì. È stato manzato, sì. Ha subito Allora. il manz. C'è una lavagna. A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Nome graffio ci dà sempre dei problemi e delle preoccupazioni. Ok, quindi questa è la prima bozza di Initiation. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, risvegliarsi in un incubo. C'è tutta la descrizione di quanto accaduto finora. Devi scrivere per fuggire. Oh, buonanotte Regan. Oi Regan, buonanotte. Ciao bello. Buon riposo. Leggimi, occhio a graffio, Alice. Radio abbiamo Wide Awake, la canzone è sbloccata prima. Ok, quindi qui non c'è altro che possiamo fare. Dobbiamo continuare a scrivere per cercare di salvarci. Quindi cosa scrivi adesso? Che Dor la domanda l'ha fatta prima, quindi Alan ci stai scrivendo che ci stai dicendo che noi siamo una tua esatto. Storia. Dice Christian sta scrivendo Return. Più che altro adesso, più che Departure o Returnal, c'è da tenere in considerazione cos'è Initiation. Qual è il nuovo romanzo? Quindi ripartiamo dal talk show. Ok. Trip, sì tizio, e questo è. Siamo ancora alla superficie. Ok, si stanno vedendo cose. C'è il signor Graffio che oramai ci saluta. Siamo tornati qua. Allora. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective. Ok, poi parleremo anche di questo. Sì. Allora. We have Alan Wake here. The best-selling Alan writer, Wake. the books, the films are based on. Let's do this. Era apparso anche in quella visione. Tizio, non so. Allora, forse sì, però. Christian, questo è l'esatto punto dove io dissi un giorno a Gianmarco: vieni qua, ti faccio vedere Alan Wake 2. E Gianmarco viene da me, si siede, si mette qui, iniziamo a giocare e accade quello che tu adesso stai per vedere. Ce la facciamo in mezz'ora sicuramente. L'obiettivo della prima run l'altra sera era di farti arrivare a questo punto, dirti che era importante e poi lasciarti per una volta successiva. Stavolta ti è andata bene. Tu da questo momento potrai capire determinate cose, quindi presta attenzione e buon divertimento. Welcome back to the show.
So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does Pagato per he questi look the part to giochi. you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, C'è un po' what's di the problem, metastoria, Alan? cioè, Because perché è on more than particolare one come cosa. occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Vai, Tizio, non ti it's not preoccupare, that. ci sentiamo in questi giorni. Buon They're their riposo. own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations. I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, Quindi comunque ci sono stati anche dei film. Sì, sì, sì. we have a È clip quello from che the stiamo new vedendo. film, Oh, ecco Murder qua. Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Sì, si chiama l'attore, capi? Capita, coincidenze. This Ok. city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. Ok. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam! Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was Questo that punto è about molto importante. about a lamp? Ok, c'è una lampada. Ok. Ok. Quindi possiamo muoverci di nuovo. Allora. Quindi possiamo di nuovo uscire. This door. Vediamo un attimo se per caso è cambiato qualcosa. Sempre 665. Però fanno altro. 5, 6, 5. Non mi ricordo, a Christian già lo spieghiamo chi è l'attore in questione che interpreta Casey. Stavo pensando proprio come introdurgli quel punto e non gliel'ho detto ancora, Ok, sì, per un motivo. Allora non dirò niente. 565. 565. Prego. Speriamo che non ci prenda di nuovo qualcosa. Tu ci dai qualche altro avviso? Assolutamente no. Allora. Di qua possiamo andare. Speriamo che non ci rompa di nuovo i coglioni. Di qua c'è qualcosa? Niente. Solo brutti suoni. C'è di nuovo luce rossa. Ti prego, apriti velocemente. Ok, aperto attraverso il muro, ma non fa niente, non fa niente. Chiudi porta per sicurezza. C'è qualcuno? Christian! Mi ricorda qualcuno? Non lo so. Ma c'è un poster. Ma è lui! Sì, c'è l'inserviente, c'è Ati. È l'unico! C'è Ati, l'unico è solo. Vabbè. Non ricordo il nome, però Ati, C'è Christian, Ati. si chiama Ati. C'è proprio lui. Non c'è solo il poster, c'è proprio lui, Christian. Che è Tom, mo? Not so much evil that not a bit of good as Che è well. Tom? Siamo Alan. Not Ati. one without the other. Good to see Non you. esiste. Che cazzo stai dicendo? Ciao, ciao Ati, salve. Allora, è un piacere rivederti qui in questo titolo. Cosa ci fai qua Ati, innanzitutto? come fai a essere qui? Allora, Christian, tu ti ricordi di lui anche non ricordando il nome? Quello
che ha fatto in Control, come ci ha aiutato, e il fatto che avessimo capito che non fosse un semplice inserviente, ma un attimino forse un'entità un pochino para extra iperdimensionale. Quindi questo mi sembra un ottimo punto di contatto tra Control e Alan Wake. Penso siamo tutti d'accordo, no? Direi. Allora, sto Hey, cercando I l'uscita. can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta Ancora. helvetissä. Of course, Tom. Ma The che è world sto will Tom? instruct Ma its quale Tom? maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Certo, certo. Vabbè. Have we Ci met conosciamo? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. Quello It won't sicuramente. take long when you get to work. What Oh, do you want cosa me to c'è? get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Appunto. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a Sì, va man with a bene. tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Grazie. Grazie, Ati. E vedi l'inserviente. Vabbè. I've been trying to find a way to escape the dark place. Uno prova a Any chiederglielo. Non è che... He who mouths about his troubles Buona is the sede anche a prisoner te of his quello. Chiede troubles. Christian, ma perché continua a It's chiamarci not Tom? easy Ma to poi glielo pronounce. sta proprio dicendo. But don't you worry, Perché? Tom. Ancora The questo home non is siamo still there Tom. where the heart is. Allora, mannaggia la I miseria. often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, Va but still a bene. friendly face. Vabbè, I had to c'è trust the qualcosa? basement would get me out of Niente. here. Vabbè. Perché no? Perché no? Vabbè. Allora, c'è qualcosa into the toilet? Niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Quindi noi siamo Tom. Noi siamo Alan, che cazzo è mosto Tom? Ah, ti ha detto che lui Ma, noi siamo Tom. ma ti sa cose che noi non sappiamo. Allora, Boh. intanto penso che dovremmo anche trovare un'arma da fuoco perché... Allora, intanto apriamo lo sciottino qua, così non dobbiamo fare il giro ogni singola volta. Poi, Sì. giustamente anche con Ati, perché... voi che... Chi è che non conosciate? Giusto Alan che non si ricordi chi cazzo è. Ci abbiamo la mappa dello studio. Allora. Quindi noi siamo qui. Possiamo semplicemente... È quello, devi recuperare, fatti una foto con Ati. Tu basta che apri una porta e te lo trovi davanti, pure se è un'altra Ma dimensione. come Lui... fare esistere il collegamento Alan Ati? Non ha senso. Allora, intanto lui è qui, ci ha chiamato Tom e ci ha dato una mano, quindi in qualche modo ci conosce. Mo lascia che per qualche motivo sbagliato o qualcosa che ancora ci manca. Quindi un collegamento fra Alan e Ati. Però noi abbiamo visto Ati nel mondo reale in Control, quindi nella nostra parte di realtà. Adesso lo stiamo vedendo nella presenza nel luogo oscuro. O è un pensiero di Alan perché conosceva Ati prima in qualche modo? Oppure è il vero Ati che si è palesato cambiando realtà e switchando e potendo entrare tranquillamente nella zona oscura? Ordinare tutti sti pensieri, ragazzi, e capire la trama è un esercizio mentale Questo non indifferente. è solo l'inizio, Christian. Mo stiamo iniziando. Allora. Alla sveglio 2. Eccolo qua, Francesco. È lui. Buonasera, Francescone. Ciao, Francescone. C'è un'altra TV. Ok, salve. Salve, signor Doc. Talk show host? Good evening. A writer trapped in a
the dream world attempts to write a story to shape reality around him and escape. Ok, quindi è questo quello che sta tentando di fare Alan, forse. Beyond his own. He uses those visions as inspiration for his stories, in hopes of giving them power, to make them come true. Us, hidden few, know that ultimately he will succeed. But before that, many of his stories collapse back into the stuff that dreams are made of, to remain as they began, works of fiction. And yet, maybe there is a gleam of truth to be unearthed from these tales. A rare glimpse into the unseen realities beyond our own, offering us intriguing avenues of contemplation as they transpire in Night Springs. Quindi, allora, ora, giusto per intro di stagione. Abbiamo capito già dal primo Alan Wake come la serie di Night Springs fosse estremamente importante per le storie di Alan Wake. Alan Wake ha scritto alcuni degli episodi di Night Springs, li abbiamo rivissuti in American Nightmare. Sappiamo che poi il Federal Bureau of Control ha comprato i diritti per usare il marchio di Night Springs e adesso anche Dor sembra essere collegato a Night Springs, visto che abbiamo ben capito che questo personaggio, il signor Dor, non è che ce la racconta tanto giusta, Christian, anche per il fatto che siamo stati avvisati da una persona che aveva il potere di distruggere tutto in pochi secondi e aveva paura di questa persona. Quindi chi cazzo è questo carissimo signor Dor? Ma allora, qui c'è qualcosa, c'è una luce, una lampada con la forma di un angelo, quella di cui si stava parlando prima. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Allora, questa è una delle figate del gameplay lato Alan. Noi possiamo, in alcuni luoghi che ci vengono segnalati, prendere le fonti di luce e il livello cambia, la zona cambia d'aspetto. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb Quindi glowed. c'era un muro, togliendo la luce abbiamo creato un passaggio. Dai, metti nel culo. Guarda, c'è anche la lampadina sopra che è grandicella. Se quindi vuoi provare a fare un piacere al nostro amico Francesco, I could use it again. non c'è niente di male. Quindi se noi adesso andiamo ok, non ricordo dove dobbiamo andare. No, aspetta, sempre di qua per l'uscita era di qua. Ok, allora un attimo che mi sono perso, però fortunatamente con la mappa. Ok, di qua. Ok, noi dobbiamo andare di qua, ok. Quindi con la luce qui The glow in the lamp went cambio. out, shifting the light in the room. The light carved A out questo something punto new from the possiamo darkness. passare. Di Harry Garrett Show. Ok, quindi c'è anche un altro spettacolo, però qui dietro non c'è niente. A questo punto se noi riswitchiamo da qua c'è la vera uscita. Si è spezzato un attimino il braccio per fare sta mossa, però allora di là c'è l'uscita, però di qua mi sembra che si potesse fare altro. Non so se lo sapevate, ma Henry Garrett Show è un easter egg, dice Francesco. No, Io non... di che cosa è significato? A che cosa Cioè appartiene? a cosa è collegato? Perché pensavo fosse un nome messo così, però se è proprio un easter egg. Ok, Usa la tua salve. immensa cultura, Francesco. Salve. Sì.
Era un generale della Gestapo nazista. Serve una carica. Ah no, non penso. Oddio, grazie per l'informazione, Francesco. Ci mancherebbe. Però non credo. Non sei sicuro, Francesco? Cioè, non credo, guarda. Allora, prendiamo la carica. Che stupido. Io non credo che... Però... Magari è come 100% dice lui. già. Vabbè, Francesco, io mi fido. Allora, abbiamo la carica. Attento, non ti fare male, Alan. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. Dov'è? I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral of the darkness. I dive to the body. Lui è fermo lì da 13 anni a scrivere storie per tentare di scappare. Però al momento non si ricorda di sta cosa. Penso che sia un dettaglio che uno difficilmente dimentica. Non è un lago. Non è un lago, è un oceano. Abbiamo anche la pubblicità che è questa qua di prima. A special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Wake. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in Night Springs. Quindi, non solo Night Springs adesso sappiamo da chi è presentato per questa stagione, dal signor Dorr, ma sappiamo che questa nuova stagione è stata scritta da Alan Wake. Racconti sui racconti di Alan Wake. Sì. E lui non ricorda di averlo fatto. No. Secondo me fa troppe cose, quindi ad un certo punto tendi a dimenticare. Può essere. Salve. Eccoci qua. Ok, va bene. C'è un telefono che sta suonando. Ok, salve. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. Spiace. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Ok, è convinto che già ha avuto questa conversazione. Sì. C'è qualcuno che gli sta dando una mano, ma non ricorda esattamente cosa sta facendo. Passo per la mente. Ok. Comunque Francesco non era Axel Blaze al telefono. In Azuma Eleven non c'entra nulla. Zero. Zero proprio, guarda. Zero. Allora.
Dai, spoileriamo Casey. chi era al telefono. No, Francesco. Perché lo dobbiamo bannare? Francesco, fai il bravo. The man had said Caldera Street Station. Allora, I c'è had una to go there. stazione. Caldera Street Station. Allora, salve. Ok, e questa è un'altra zona da esplorare. Usa la luce per entrare nella stazione di Caldera. C'è un Pippo Baudo lì, ma noi non abbiamo armi. Non possiamo fare niente. Allora, dobbiamo prendere una luce. Quindi noi possiamo semplicemente... No, fermi. Fermi. Shadows stirred. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Dobbiamo trovare una fonte di Era luce. Aldo Moro. C'è una fonte di luce lì giù. Ricordo sparire da qui. Il cofano delle brigate russe. Non penso. Close Casey. Ok. Mr. Door. Va bene. C'è una luce lì in fondo. La tua amichevole There was a light illuminazione. at the end of the alley ahead. Ok. Cold Casey, Night Springs, la nuova stagione, va bene. L'hai persa. È colpa tua. Ok, salve. Vabbè, noi dobbiamo solo prendere la luce di là, eh. Facciamo niente. Noi andiamo. Salve. Is this the way it was on the page? Ecco qua. Allora. Questo è Alex Casey. Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. Christian, quando finirà questa live a breve, prima di andare a dormire, vatti a cercare qualche immagine e la locandina di Max Payne e vedi il personaggio com'è. A manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details. Massimo dolore, esattamente. The murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Ovviamente un'arma a noi servirebbe, perché vedo un pochino di cose particolari. Ok. Adesso qualcosa. Tutto questo per indicare che Alan Wake ha scritto di Alex Casey, ma Alex Casey per forma fisica, aspetto, volto, modi di fare e quant'altro è letteralmente Max Payne, che per motivi legali non si poteva utilizzare il nome, ma Max Payne in questo caso è canonico e c'è, ma semplicemente con un altro nome, perché non conta il nome ma conta la sostanza. Che cazzo fai, Alex Casey? Le brigate sono troppo forti per te, Cristo. Intanto, difatti, ha fatto una brutta fine. You're gonna get what's coming to you. Io non ho fatto niente, Casey Payne, non abbiamo fatto niente. Intanto, a questo punto, ci dispiace, ma prendi pistola, prendi torcia, ecco. A posto, Alan ha il suo set completo, a posto. A posto, benissimo. This was an echo of the books I had written for years. Allora. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the Di detective. Moro. Vabbè, Francesco, Non però che penso sia cazzo. andata così. Non penso. I had a light Ok, now. abbiamo preso la I luce. needed to get back to the subway station entrance. Dobbiamo tornare indietro. Salve. Shit. Basta, vado a dormire. Io incordicerei sto commento, no quello. No, 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 no. Va bene, No. Francesco. Buonanotte. Ci hai fatto Buonanotte, cazzata Francesco. e te ne vai. Vabbè, ciao Francesco. Allora, iniziano un attimo ad essere un pochino aggressivi, quindi... Allora, alcuni di questi una volta tolti l'ombra spariscono tranquillamente. Salve.
poi lo mettiamo nella descrizione del canale, ci potrebbe stare. Un'opera d'arte. Allora, Alan, le torce servono un bel po'. No, tu sei arrabbiante. Tu sei un po' nervoso, sei un pochettino più impegnativo. Ok. E vanno giù dopo un po'. Christian, tu sei vivo? Tutto bene? È tutto a posto? Christian sta avendo tante cose proprio nel volto e ci fa È piacere. tornato comunque. Tornato? Troppi riferimenti al biennio rosso. Poi Alan si dispettisce e si mette a scrivere di come Berlusconi mandò a mettere un palo nel culo all'ex direttore della Non mi Avvenire. sembra, non credo. Va bene, Francesco, forse è il caso che tu vada a dormire. Sono vivo ancora, dice Christian. Ok, noi potremmo andare di qua, ma non ci andremo adesso. Sì, invece, che c'è un punto Cosa di successa salvataggio. davvero? Ma ci fa piacere, Francesco. No, c'è comunque sempre un punto di vista diverso su tutta la situazione, però io non crediamo che sia... Alan, capì? È quello il fatto. Però potrebbe essere vero, ma in questo caso specifico non ci serve. Però grazie della notizia, Francesco. tu si è messo a scrivere pure sta cazzata quando ha detto vado a dormire. Però ha detto Vabbè, ma tu sai, un artista lascia sempre un'ultima opera prima di andarsene, scusami. È il tocco dell'artista. Allora, noi siamo su dei tetti. Salve. Wake, fatti tu. Noi guardiamoci tutte le ombre da mezzo. E già abbiamo comunque finito le batterie. A posto. Salve. Siamo nella merda. Allora, servono batterie, sì. se con Saga il gioco è cattivello, qui ha proprio la cosiddetta cazzimma col treppiede. Allora, intanto saliamo di qua. Ok. Oh, c'è qualcosa. Allinea l'eco approcciandolo da un angolo specifico. I had written books about Alex Casey for years. Something lingered here. Ecco qua. Ah, ma io tra poco sfondo il muro per tutto quello che vedo. Termine riconosciuto dalla crusca. Sì. Sì. Quando ci sono parole che ti fanno capire così per bene il significato, perché no? Non è tanto invitante come cosa, preferirei non vederlo quel nome, ma è un graffito. Visto che l'abbiamo sconfitto in American Nightmare, se per caso torna, penso che torni molto più incazzato di prima ed è un problema. Noi l'abbiamo comunque sconfitto, il signor Graffio, quindi siamo tranquilli, non c'è. Alan però è preoccupato che possa uscire fuori, però esci dopo 13 anni da una zona oscura, un attimino la testa la perdi. Salve. Allora ragazzi, in questo caso noi ce ne andiamo per i cazzi nostri. Oh, fate le vostre cose, non vi preoccupate. State tranquilli. Salve. Allora, qui c'è una luce e possiamo salvare. Ok, allora c'è una scatola e la scatola possiamo conservare gli oggetti, ma visto che noi non abbiamo una ben amata sega, va bene, a posto, perché no? Allora, ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Christian, abbiamo iniziato con un titolo e ne stiamo facendo un altro, e questo è soltanto il primo capitolo, quindi buonanotte. Non è questo il momento dove ti volevo far aspettare, ma è un altro che a questo punto sei costretto ad aspettare. Pensavo fosse il blocco precedente, invece no, quindi aspetta un secondo, vai Christian. Prego, vai tranquillo. Prego, vai. Non aver paura. Domanda di fine live, prego Christian. Poi si aspetta 13 anni. Mi fa piacere che ti sia piaciuta la live in questo modo e
anche perché poco prima di iniziare la live ho ricevuto il commento di una persona dove, pensando di prendermi in giro, ha pensato di dire tranquillamente che il contenuto delle live e il contenuto delle cose che vi porto sia di infima qualità, quasi vicino allo schifo. Sinceramente frega cazzi, e mi fa più piacere ricevere questo tipo di attenzioni e di risposte. Quindi se hai una domanda poco prima di staccare, sono ben lieto di risponderti, ma non posso risponderti a questo. Non posso. Quanto è probabile? Non ti posso rispondere. Diciamo che su una scala da 1 a probabile sta sulla scala. Allora, sulla scala c'è questa cosa. Da 1 a C'è, però non probabile. ti posso rispondere. Potrebbe essere 1, potrebbe essere probabile, potrebbe non esserci, ti stiamo prendendo. Ragioniamo con quello che abbiamo. Noi sappiamo che Zane era nella zona oscura, sappiamo che Alan è nella zona oscura, e la zona oscura sono più realtà e universi paralleli che si plasmano sul concetto di arte e di quello che uno scrive, visto che l'entità si nutre dell'arte, si nutre della creatività, quindi niente vieta che comunque siamo in una zona dove Zane comunque sappiamo esserci. Visto che stanno tornando tutti i personaggi e i nomi presenti già nel primo titolo, potrebbe essere una speranza, che comunque nel primo alla fine è stato un nostro alleato, quindi ora non voglio ricordare, però basta soltanto farci una facciatina fuori. Siamo nella merda perché questa situazione non è normale, quindi noi rientriamo dentro così non ci vedono. Quindi se c'è Zane sarebbe un grandissimo aiuto. Ultimamente la scala va da 0 a 1, il fatto che prima sia partito da 1 mi sta bene come risposta. Quindi Christian, te l'ho detto, il gioco, per le tante domande su cui stiamo cercando di portare anche il tuo ragionamento avanti dal primo Alan Wake, Christian, le risposte arrivano. Ci saranno altre 850 domande dopo, però io nelle prime live di Alan Wake ti dissi tranquillamente: tu avrai delle risposte su questo titolo, quelle le avrai. Poi il problema sarà dopo, ma sarà un problema delle nostre versioni future. Certo. Quindi, ragazzi, buonanotte, noi ci vediamo domani. Buonanotte e a domani. Alan, torneremo. Prima o poi torneremo, chissà quando. Buonanotte.